Noi la ringraziamo perché Cafoncello, l'ospedale di Cafoncello e i professionisti hanno avuto da parte sua e dei suoi familiari una nota di rilievo. Questo ci fa veramente un estremo onore. Il direttore generale dello SLO2 Benazzi ringrazia la campionessa americana di sci Lindsey Vonn per le parole spese da quest'ultima nei confronti dei sanitari del Cafoncello. Grazie per l'incredibile staff medico, ha scritto sui social la Vonn, pubblicando la sua prima foto dal letto dell'ospedale trevigiano dove è ricoverata da domenica pomeriggio dopo il grave infortunio durante la gara di discesa libera sulla pista Olimpia di Cortina. Subito sottoposta ai primi 2 interventi per ridurre la frattura composta alla tibia sinistra e prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue, la sciatrice statunitense ha subito una terza operazione. È stato sottoposto a un terzo intervento, comunque che è riuscito bene, per cui l'augurio che noi facciamo alla FON è veramente di riprendersi prestissimo e di avere la possibilità di tornare tranquillamente con i suoi cari nel suo paese. Nei prossimi giorni i sanitari trevigiani insieme allo staff della VON decideranno quando la campionessa statunitense potrà essere dimessa per rientrare nel suo paese. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e so che starò bene, ha scritto ancora la sciatrice, ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto in questi giorni difficili, mostrando poi i tanti fiori ricevuti. Intanto anche il presidente della regione, Alberto Stefani, ha voluto ringraziarla. Oltre che una campionessa, Lindsey Vonn ha dato dimostrazione di grande sensibilità, rivolgendo i suoi complimenti pubblici allo staff medico e infermieristico dell'ospedale Cafoncello. Quello che hanno fatto per una famosa campionessa, ha aggiunto Stefani, lo fanno con la stessa professionalità e impegno con ogni paziente che prendono in carico. Concetto ribadito anche dal direttore dell'USL2 Benazzi. Continueremo ovviamente a fare il nostro lavoro con tutti i cittadini del Veneto, perché questo è il nostro compito, a prescindere che siano grandi campioni come la VON, ma un cittadino qualsiasi ha lo stesso trattamento di un grande atleta.